Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Garbaglia in Fiumicino. Si affrontano il Football 8 Roma Nord e lo zio Mauro Maccarese San Giovannella. Incontro valido per la 27ª giornata di Serie A. La sinistra verso destra in maglia verde a strisce verticali bianche lo zio Mauro Maccarese San Giovannella, che con i 3 punti sarebbe quasi certa di andarsi a giocare play-out, mentre in maglia rossa e calzoncini neri da destra verso sinistra il Football 8 a Roma Nord si trova a 15 lunghezze dal code 272. Deve accorciare, conosciamo tutti il regolamento, con meno di 10 punti non si possono andare a disputare i play-out e quindi Football 8 che sarebbe matematicamente retrocessa in Serie A2, quindi partita fondamentale per gli ospiti che, ricordiamo, nell'ultima giornata affronteranno il Checco dello Scapicollo. Possesso dei padroni di casa e provano subito la conclusione dalla distanza. Il pallone termina alto sulla traversa. Porta difesa da D'Angelo questa sera per i ragazzi con la maglia rossa e calzoncini neri del Football 8 Roma Nord, che nell'ultima apparizione stagionale hanno perso per 3-1 contro i campioni in carica di questa Lega di Calcio a 8, il Cotton Club, che si trovano al momento primi con 5 punti di distacco dalla seconda. Volponi prova a mettere la sfera al centro, riesce ad allontanare la retroguardia, poi Marchetti, conclusione con il destro. Il pallone termina di circa 2 metri dalla porta, difesa da Gennaro D'Angelo. Lungo con le mani. Prova a spingere lo zio Mauro in questo avvio di gara, al limite dell'area, finisce giù un giocatore dei padroni di casa, si può proseguire secondo il direttore di gara che ferma in questo momento il gioco. È rimasto a terra un giocatore della formazione allenata da Paradiso. Posso farti una domanda? Ma per l'iscrizione in Serie B come? Il numero 10 è Garofano. Sì. Football 8 che restituisce sportivamente il pallone agli avversari, che provano a spingere sulla corsia di sinistra, pallone al centro che passa in un primo momento, poi riesce a farla sua D'Angelo. Centralmente chiama il pallone Albanesi, si va invece al rilancio lungo verso le punte, poi ancora Lorenzo Albanesi. Sulla sinistra Tortosa, allarga in questo preciso momento, ancora Tortosa viene a prendersi la sfera. Centralmente si chiude il triangolo, Albanesi prova a liberare il mancino, il suo piede preferito, poi allarga per Eusepi sulla corsia di sinistra, ancora Tortosa. Prova a chiudere il triangolo, viene fermato dal capitano dello zio Mauro Maccarese Pezzo con la maglia numero 6, prova subito a far ripartire i suoi, ma Albanesi in copertura strappa via la sfera agli avversari e ricomincia il giro palla da dietro.
Si va direttamente da D'Angelo. Albanesi. Palla che filtra sulla corsia di destra, può provare il football 8, conclusione verso lo specchio, va da là, respinge. Può staccare un po' da rete che se no mi tremo. Calcio d'angolo, il primo dell'incontro, battuto sul primo palo, resta lì la sfera, Eusebi non riesce a calciare, poi Albanesi dalla distanza trova perfettamente il compagno che con il tacco sigla il gol che apre l'incontro al 6° minuto di gara. Football 8 Roma Nord in vantaggio con il gol di Andrea Moretti. Andrea Moretti che è il miglior marcatore del Football 8 Roma Nord, 17 gol in stagione, 18 con quello appena segnato qui al centro Garbaglia. Football 8 quindi che si porta subito in vantaggio dopo 6 minuti di gara, ancora centrale, prova a stoppare questa volta Eusebi, non riesce nell'intento, direttamente dalle parti di D'Angelo. E non ha fretta ai tempi del rinvio, inizia il giro palla da dietro in questo preciso istante, ancora Albanesi che ha fornito l'assist, non so quanto volontario, a Moretti. Tortosa ricomincia dietro ancora da Lorenzo Albanesi che fa secco un avversario, prova a servire ancora in profondità Moretti. Eusebi subito per Moretti, il direttore di gara ferma il gioco. Football 8 Roma Nord che si trova a 20 punti, soltanto 5 sono le vittorie stagionali per i ragazzi ospiti questa sera al Garbaglia, 5 pareggi, le restanti 17 sconfitte. L'autore del gol gestisce il pallone con la suola, prova a servire Tortosa in verticale, pallone che si perde in out, ancora Tortosa prova a fare la sponda per l'arrivo del solito Moretti, questa volta non giunge sul pallone. Pallone che è controllato in questo momento da Marchetti, prova la conclusione dalla distanza e si perde in rimessa laterale. Marchetti che invece è il miglior marcatore, il figlio del presidente dello zio Mauro Maccarese, con 8 reti a suo carico. Tortosa mette giù. Prova a uscire il Football 8, spazi strettissimi, se la cava molto bene, poi Eusebi ancora verso Moretti che non riesce a trovare la sfera. 9° minuto di gara, quindi il risultato è cambiato, conduce 1-0 il Football 8 Roma Nord che 15 giorni fa appunto batte in Coppa Italia gli avversari, mentre adesso c'è un'ottima occasione. Ottaviani non perdona, siglando il gol del pari, si riapre subito l'incontro al 9° minuto. Tutto da rifare quindi per il Football 8 Roma Nord. Ottaviani ha siglato il gol dell'1 pari dopo appena 2 minuti dal gol di Moretti. Quando siamo giunti al 9° minuto di questo primo tempo della 27ª giornata, ricordiamo soltanto 3 le partite al termine della regular season, che vede condurre al primo posto il Cotton Club con 68 punti, mentre Golbet Calcio 8 impegnata appunto con il COD. 5 lunghezze dietro, adesso Moretti prova ad aggiustarsi il pallone, facile però per Vadalà. Pezzo allarga sulla sinistra per Marchetti che va centrale, non riesce a girarsi destro, che però conquista un ottimo calcio di punizione. Sicuramente andrà alla battuta Marchetti,
in cerca del suo 9º gol stagionale. E ricordiamo che quasi la maggior parte dei gol del numero 8 sono avvenuti proprio su calcio di punizione. Parte Marchetti con il destro, questa volta non trova lo specchio della porta, può solo guardare la sfera d'Angelo che si perde alta sulla traversa. Albanesi tra le linee della difesa, sale il pressing dello zio Mauro che commette fallo. In pressing su Albanesi si può quindi riprendere. Albanesi questa volta sbaglia il passaggio, poi Marchetti da dietro commette il fallo sul numero 11 con la maglia rossa, Tortosa. Battuto di fretta ancora Albanesi. Eusepi. Brunetti va al lancio lungo a cercare ancora la testa del compagno, poi Eusepi anticipa tutti, ma il gioco è stato fermato per intervento irregolare dell'attaccante del Footballate Roma Nord per gamba tesa. Pezzo va al lancio lungo, in area di rigore saltano gli avversari, alla meglio un giocatore del Footballate Roma Nord, poi Moretti mette giù la palla con il petto, raccoglie la sfera sulla destra il compagno che tira centrale, ci ha provato Eusepi ma c'è stata ancora la pronta risposta di Vadalà. Rimessa laterale, ancora Eusepi cercatissimo dai compagni. Non sa però a chi recapitare la sfera, va vicino dal compagno che alza il pallone, poi lo riperde, contropiede dello zio Mauro, pericoloso, la conclusione con il destro, salvataggio di D'Angelo. Primo corner anche in casa zio Mauro, battuto sul secondo palo, riesce ad allontanare, poi Tortosa, pressato, perde la sfera, finisce giù Di Meo. Sarà rimessa in favore del Footballate. Brunetti prova a girarsi, pressato ancora da Di Meo. Brunetti poi destro, va in pressione, riesce a cavarsela molto bene il terzino sinistro e poi allarga sulla corsia di destra. Albanesi centralmente, Tortosa non viene servito. Eusepi, Camilli, Brunetti, salta Di Meo, poi va al lancio verso ancora Eusepi che però non si intende con il compagno, pallone che termina fuori dal terreno di gara. Prova la girata con il destro Ottaviani, l'autore del primo gol, mentre c'è il time out, il primo dell'incontro. Squadre che tornano sul terreno di gara, risultato ancora fermo sull'1-1 quando siamo giunti al 14° di questo primo tempo al Garbalia. È andata in vantaggio la squadra ospite, ha pareggiato i conti Ottaviani. Albanesi prova a far salire Eusepi, poi Marchetti gioca con il compagno lì vicino, riesce a tenere la sfera ma poi viene regalata a Eusepi, contropiede, Moretti allarga sulla destra, ancora pallone scodellato al centro verso Moretti che con la testa mette al centro dell'area di rigore, facile per Vadalà. Volponi serve bene sulla corsia di destra Di Meo che viene atterrato, non c'è fallo, può ripartire Moretti, ancora Moretti, allarga sulla sinistra, pallone che passa, deviazione fatale di Pezzo, pallone che infila Vadalà e quindi 2-1 Footballate Roma Nord. Conclusione di Brunetti deviata però da Capitan Pezzo, Vadalà non si poteva allungare sulla sfera che si era alzata con uno strano pallonetto, poi Marchetti toccato da Moretti finisce giù, calcio di punizione.
Rimane giù il numero 8, il miglior marcatore dello Zio Mauro Maccarese, all'altezza del centrocampo. Poi si rialza, battuta il calcio di punizione, conclusione provata dalla distanza che viene murata dalla retroguardia del Football 8. Poi Pezzo, sfortunato nell'occasione del gol del vantaggio del Football 8, alza la testa, prova la conclusione dalla distanza. Albanesi riesce a metterci una pezza e mandare subito Moretti verso la porta, anticipato. Marchetti colpisce in pieno Ottaviani, poi Albanesi, ancora Moretti, Marchetti in tackle, riesce a tenere viva anche la sfera, favorisce la corsa del compagno sulla corsia di sinistra. Pezzo a centrocampo, viene incontro Cecchini, buon pallone di Cecchini e 2-2, trova subito il gol del pari lo Zio Mauro Maccarese. San Giovannella al 17° minuto di gara e ancora Ottaviani, l'autore del gol. Albanesi, viene incontro Moretti, alla meglio Pezzo che serve poi Marchetti, prova a liberarsi di 3 avversari, alla fine perde il contatto col pallone. Tortosa, Albanesi, ha spazio, alza la testa, serve centralmente Vittorini, sfila il pallone, era diventato difficile per Vadalà, che comunque si distende e recupera il pallone. Addomesticato ancora dallo Zio Mauro Maccarese in fase difensiva. Giro palla della formazione che ha appena trovato il gol del pari per la seconda volta. Anticipo secco di Albanesi che può provare la conclusione. Intervento che manda il pallone in rimessa laterale quando siamo negli ultimi 10 metri della porta difesa da Vadalà. Eusepi ha spazio per provare la conclusione. Marchetti, provvidenziale in scivolata. Ancora Football 8, prova a far scorrere il pallone con il tacco Moretti, favorisce soltanto la ripartenza dello Zio Mauro, si deve fermare però destro, raddoppiato, riesce comunque a conquistare la rimessa laterale, si incarica della battuta Volponi. Volponi con le mani all'interno dell'area di rigore, poi Eusepi velocemente, ancora Eusepi. Si porta il pallone sul sinistro, calcia, si distende Vadalà ma non c'era bisogno, il pallone è terminato al lato. Qualche problema in uscita, riesce a cavarsela però Volponi. Cecchini, pressato da Tortosa, si lamenta di un braccio largo, non è così per il direttore di gara che fa proseguire il match. Eusepi, capitano del Football 8, prova ad allargare su Tortosa, sulla fascia sinistra, rimessa laterale, battuta ancora per Moretti che prova a aggiustarsi il pallone in mezzo a 2 avversari. Marchetti, Moretti addirittura in difesa, viene a dare una mano, commette fallo però il numero 9. Si sistema la sfera, ancora Marchetti, si incarica lui di tutti i calci di punizione, fischia adesso il direttore di gara, ma Marchetti forte e teso al centro, il pallone sfila tra le gambe di Ottaviani che non riesce a trovare la deviazione vincente. Gira su se stesso, prova ad allargare Brunetti sulla corsia di destra, poi Tortosa centralmente, gli strappa la sfera Cangelmi regolarmente, allargando sulla destra per Cecchini, ancora Cecchini, converge verso il centro, allarga sulla sinistra, poi va in sovrapposizione, si va dalle parti di Marchetti, attaccato da Eusepi, gli sfila via la sfera, poi riesce a uscire bene il Football 8 Roma Nord, in possesso della sfera
Vittorini danza sul pallone, ancora viva la sfera, la mette in rimessa laterale Cangelmi, si rimane comunque in zona d'attacco per il Football 8 che è andato 2 volte in vantaggio e nell'arco di un minuto si è fatto recuperare in entrambe le circostanze. Mette giù Brunetti con il petto, Eusebi entra in area di rigore, guadagna il fondo, traversone, stava per diventare pericoloso, deve metterci una mano, vada là. Calcio d'angolo, il secondo per il Football 8 Roma Nord, battuto fuori per Tortosa che con il mancino va in mezzo a cercare la testa di Moretti. Capisce tutto Marchetti che va da destro. Si gira con il tacco, sfera tra i piedi di Ottaviani che viene pressato da dietro da Albanesi, gli sottrae il pallone. Tortosa aumenta il pressing di Cecchini, quindi si va direttamente da D'Angelo, ancora Tortosa. Pallonetto su Cecchini, non trova compagni, quindi va al lancio lungo, lo fa molto bene allargando sulla corsia di destra dove ha spazio per attaccare il Football 8 Roma Nord. Albanesi prova la conclusione con il sinistro, non trova però lo specchio della porta dopo una splendida azione dei ragazzi ospiti. Ventiduesimo minuto di gara, risultato fermo ancora sul 2-2. Ottaviani da una parte, dall'altra Moretti e autogol del capitano dello Zio Mauro Maccarese, Pezzo. Albanesi si gira bene il numero 10 allargando sulla sinistra dove c'è Tortosa, mette la sfera al centro, salvataggio provvidenziale. Cecchini vuole fare tutto da solo, poi passa la sfera, conclusione della distanza tra le braccia di D'Angelo. Ancora Ottaviani aveva provato la conclusione. Simone Tortosa. Centralmente il capitano Eusebi. Si lamenta con il compagno che aveva cercato invece di tagliare verso la profondità. Traversone, prova a tenere la sfera viva Tortosa, non ci riesce, sarà dunque rimessa dal fondo. Sta spingendo molto il Football 8, soprattutto sulla corsia di destra, con Fabio Forconi. Cecchini prova a girarsi, pressato in mezzo a due avversari, deve allargare, lo fa molto bene, riesce a uscire dal pressing, prova a girarsi destro, con il tacco, ancora destro, toccato da dietro, calcio di punizione per il direttore di gara, è stato punito l'intervento da dietro di Camilli. Marchetti contro D'Angelo, miglior marcatore dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella con 8 reti, 4 uomini in barriera per D'Angelo. Parte adesso Marchetti con il destro, deviazione vincente di D'Angelo. Splendido intervento dell'estremo difensore che non aveva visto neanche partire la sfera, se l'è trovata lì, ha dovuto smanacciare, comunque pericolo sventato, poi Albanesi sbaglia l'appoggio, può ripartire Cecchini direttamente in porta, ancora D'Angelo in due tempi. Albanesi pressato ancora da Marchetti, ha aumentato il ritmo lo Zio Mauro Maccarese in questo ultimo sprazio di primo tempo, poi destro prova a far scorrere il pallone, Marchetti non ci arriva, Albanesi pone rimedio, poi non trova compagni, va dal numero 5 Petrucci, scusate Brunetti, ancora Brunetti in mezzo al campo per Eusebi, capitano del Football 8, a cercare ancora il numero 10 Vittorini, non riesce a girarla, di prima intenzione Marchetti. Cecchini perde la sfera, Vittorini prova a puntare proprio Cecchini, mette fine all'azione offensiva del Football 8 scaramentando il pallone più lontano possibile Federico Marchetti.
Albanesi. Mentre siamo entrati nel recupero saranno 120 secondi al termine di questa prima frazione di gara. Albanesi, Vittorini, prova a servire sulla corsa Eusepi, destro, si trascina avanti il pallone con il braccio, è stato visto dal direttore di gara. 40 secondi al termine della prima frazione di gara, 2-2 il risultato qui al Garbaglia, sarà quindi ultima occasione per il Football 8 per attaccare verso la porta di Vadalà, lo fa con Tortosa, poi Brunetti, centralmente prova a girarsi Vittorini, sfera ancora buona, viene toccato nei pressi della linea laterale il numero 2. Fabio Forconi, sarà calcio di punizione quando manca veramente poco al termine della prima frazione. Parte Tortosa, corto però verso il compagno che scambia ancora con Tortosa, pressato da Marchetti. Punizione battuta male, comunque riesce a cavarsela in corner il Football 8 Roma Nord. Pallone sul secondo palo, vivo per Vittorini, riesce a tenere il pallone in campo, ancora Vittorini, centralmente scambia con il compagno, Vittorini con la punta, non ha trovato il gol del vantaggio di un soffio. Sul rinvio si dovrebbe interrompere qui la prima frazione di gara. Siamo al 27° minuto. Pezzo con la suola. Alza la sfera sulla corsia di sinistra, pallone che termina in rimessa laterale, duplice fischio, si chiude il primo tempo sul risultato di 2-2. 2 volte vantaggio Football 8 e dopo un minuto c'è stata subito la pronta risposta dello zio Mauro. Sta per riprendere il secondo tempo. Squadre schierate in campo. Ovviamente attacca da sinistra verso destra rispettivamente ai vostri monitor. Il Football 8 Roma Nord in completo rosso. Da destra verso sinistra lo zio Mauro Maccarese San Giovannella in maglia verde e bianca. Risultato sul 2-2 qui al Garbaglia. Mentre prova a attaccare il Football 8, ci ha provato Moretti questa volta, facile per Vadalà. Tortosa capisce tutto, Marchetti gli strappa via la sfera. Garofalo mette il pallone sul secondo palo, non può arrivarci Cecchini. Poi Albanesi, incontro viene Eusepi, velo, non si capiscono i due, si trattava di Moretti e Vittorini. Garofalo pressato da Tortosa, gira 2 volte su se stesso, poi da Pezzo, dribbling pericoloso, Marchetti centrale. Ancora zio Mauro in possesso della sfera con Cangelmi, poi Pezzo. Cecchini, uno dei più propositivi dello zio Mauro Maccarese nel primo tempo, dopo ovviamente Ottaviani, autore di una doppietta. Ancora Tortosa, Eusepi, D'Angelo rinvia con i piedi però sulla testa di Volponi. Cangelmi, centralmente Marchetti, Albanesi in ripiegamento, Tortosa, attaccato sempre da Marchetti, riesce a cavarsela molto bene andando centralmente da Eusepi. Albanesi se ne va molto bene in mezzo a 2 avversari, allarga per Tortosa sull'out di destra, centralmente ancora da Albanesi, non riesce a trovare la porta, ancora il numero 6.
Ancora grande azione quella del Football 8 Roma Nord. Eusepi. Conclusione di Eusepi, murata dal piede di Marchetti, poi finisce giù Eusepi. Fallo chiamato dal direttore di gara. Battuto velocemente da Eusepi, si deve ripetere però il calcio di punizione secondo il direttore di gara, mentre si aggiusta il pallone Brunetti, vicino a lui anche Eusepi. Miglior marcatore, no, secondo miglior marcatore, scusatemi, per il Football 8 Roma Nord con 11 reti. Parte proprio lui con il destro. Pallone che non si abbassa ancora, nessun problema per Badalà. Cecchini, cercato, pallone che è terminato in fallo laterale. Brunetti attaccato da Di Meo, se la cava in un secondo momento bene, poi Brunetti ancora pressato da Di Meo che finisce giù. Tortosa. Ancora il numero 11 di esterno, prova a servire Moretti, ottimo suggerimento con l'esterno sinistro del piede di Tortosa che adesso è in possesso del pallone. Centrale ancora Moretti, attaccato. Cecchini in mezzo a due avversari, prova a liberarsi di Albanesi che vince il duello. Brunetti. Tortosa che ha molto spazio in questo avvio di secondo tempo, va lui con il mancino in mezzo, calcia ancora Cangelmi. Albanesi, Eusepi, Brunetti tra le linee, riceve il pallone, prova a tirare lui con il destro, ancora troppo alto. Meglio il Football 8 in questi primi 5 minuti della ripresa. Di Meo, sulla destra Cecchini, prova a crossare, vince il rimpallo, rimessa laterale, battuta dentro ancora per Di Meo. Volponi, Marchetti, conclusione di Marchetti, c'è stata una deviazione con la punta delle dita d'Angelo in calcio d'angolo. Cecchini, 4 uomini dentro l'area di rigore per lo zio Mauro, salta più in alto di tutti il numero 3 Camilli, poi in fase di uscita quando mancano 19 minuti al termine della gara, forse sono i 19 minuti più lunghi della stagione per il Football 8 Roma Nord, che deve assolutamente ottenere questa sera i 3 punti. Ottaviani in ripiegamento, Badalà calcia a lungo nella zona di Di Meo, scorre la sfera, copertura, poi Di Meo prova a farsi largo con le braccia, il direttore di gara fa proseguire D'Angelo. Pezzo era un po' troppo isolato, poi Tortosa, centrale, Albanesi, serve ancora Tortosa che va in mezzo con il mancino, si distende Badalà, salva il risultato, c'era Moretti in agguato. Sbaglia l'appoggio Ottaviani regalando la sfera ad Albanesi, squadre molto distese, Eusepi a cercare ancora Moretti, Marchetti viene forse spinto per il direttore di gara, non c'è fallo, sarà calcio d'angolo per il Football 8. Forse qui ci poteva essere il fallo in favore del numero 8 dello zio Mauro Maccarese. Tortosa, Ottaviani, arriva sul pallone Albanesi, poi ancora Marchetti, Di Meo con la testa, si va da Marchetti che scalcia da dietro, Albanesi, ripiegamento da D'Angelo con i piedi, Eusepi giù con il petto, conclusione con il mancino.
Ancora alta sulla traversa. Vada là. Camilli salta, poi conclusione dalla lontanissima. Tortosa può mettere giù il pallone con il sinistro, prova a girarsi Vittorini sul corpo di Cangelmi. Rimessa laterale, si rimane nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Scodellato il pallone al centro, Marchetti con qualche difficoltà, comunque se la cava lo zio Mauro. Eusepi. Brunetti, Tortosa a spazio, va centralmente, prova la girata con il destro Vittorini, si deve sedere su se stesso, vada là. Sicuramente un risultato più favorevole in casa zio Mauro Maccarese, che con questo punto, in caso finisse sul risultato di 2-2, andrebbe a quota 30 punti, mentre il Football 8 Roma Nord si porterebbe a 21, praticamente a un passo e mezzo in Serie A2. (10 sul cronometro, 15 al termine più eventuale recupero). È stato chiamato in questo momento il time out dalla panchina del Football 8, che recupera subito la sfera con Albanesi che la raccoglie al di fuori della linea, va con le mani da Eusepi, pressato poi Marchetti, non ci pensa due volte, va alla conclusione con il destro che si perde fuori dal terreno di gioco. D'Angelo, corto con le mani, poi Brunetti. Eusepi viene a prendere il pallone come al solito tra la linea difensiva, non passa la sfera che rimane viva per Albanesi, ancora Albanesi, traversone in mezzo, salvataggio di Cangelmi, rischiosissimo ma più che efficace. Tortosa sul pallone, andrà lui con il sinistro a rientrare dalla bandierina, è fuori per Eusepi che mette giù, esce Ottaviani in copertura e poi spazza il pallone lontano, arriva velocissimo Di Meo, riesce a cavarsela bene Camilli, poi Albanesi non riesce a tenere il pallone regolari, mette giù, rimessa laterale, spinto, non c'è nulla per il direttore di gara, si lamentano i ragazzi dello zio Mauro Maccarese per un tocco di mano all'interno dell'area di rigore. Non filtra la sfera, Pezzo va direttamente in porta la difesa sua. Ancora proteste
casa zio Mauro per un tocco di mano all'interno dell'area di D'Angelo. Tortosa riesce a liberarsi di un avversario, prova la Veronica su Marchetti ma non passa. Brunetti, Eusepi scambia con Vittorini. Tortosa, spazio sulla corsia di destra, uno sguardo al centro, serve Eusepi con il mancino, con i piedi va da là, salva i suoi. Poi conclusione con il sinistro che stava per diventare un cross. Grande risposta di Vadalà con il piede sinistro sul tiro di Eusepi al limite dell'area di rigore. Marchetti spizza il pallone. Albanesi, Tortosa non riesce questa volta a servire di prima intenzione Vittorini. 14° minuto di gara, 11 al termine più recupero, possesso zio Mauro Maccarese, risultato ancora sul 2-2, tutte e 4 le reti segnate nei primi 20 minuti di partita. Non riesce Moretti a far filtrare la sfera. Eusepi, Vittorini, prova a cercare ancora Moretti, non riesce a uscire lo zio Mauro Maccarese, adesso si accontenta della rimessa laterale e andrà a battere Cangelmi direttamente da Marchetti. Giù di petto, prova la girata con il destro. Ci sta provando in tutti i modi ma non ha ancora trovato lo specchio della porta il numero 8. Ottaviani si gira con il destro, si accovaccia D'Angelo, fa ripartire Brunetti, attaccato ancora da dietro da Marchetti che commette fallo. Albanesi con la testa da Moretti, prova a girare il pallone con il petto, si può proseguire, ancora Moretti, vince un rimpallo, va alla conclusione con il destro, deviazione, si rimane lì. Spinge il football 8, questa volta con Albanesi, prova a girarsi Vittorini, deviazione, corner. Vittorini alla battuta, fuori per Eusepi, spinge il football 8 Roma Nord, adesso Eusepi, ingresso in area di rigore, deviazione, proteste accesissime del capitano del football 8 Roma Nord. Il direttore di gara assegna soltanto il calcio d'angolo direttamente in porta, vada là con i pugni. Tortosa, attaccato da Garofalo, poi Cangelmi mette in fallo laterale, il direttore di gara assegna la rimessa alla squadra con la maglia rossa. Albanese ha spazio per allargare sulla corsia di sinistra, lo fa bene, passa il pallone per Moretti che tira addosso a D'Angelo, scusatemi, a Vadalà, sarà comunque calcio d'angolo. Scusate, rimessa laterale, battuta dentro con le mani, Moretti prova con il tacco a girare verso lo specchio, Vadalà guarda il pallone uscire, non è stato chiamato in causa in questa circostanza Vadalà, autore di un'ottima prestazione. Eusepi, Tortosa, si allunga troppo il pallone, non riesce a controllare l'esterno destro, mentre prova a scuotere la panchina del football 8 quando mancano meno di 10 minuti al termine della gara. Rimessa laterale, Cangelmi va ad incaricarsi della battuta. Proprio Cangelmi per Marchetti in mezzo a 3, prova a girarsi, triplicato, perde il pallone, può ripartire il football 8 in contropiede,
Tortosa sulla corsia di destra, alza la testa, va con il mancino al centro, Vittorini trova un gol importantissimo e va a festeggiare con la propria panchina, un gol che potrebbe valere ancora la Serie A. Marchetti scaraventa il pallone addosso a Moretti, calcia lontano. Sarà calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo. Cangelmi sul punto di battuta, 6 minuti dal termine più eventuale recupero. 6. Prova Cangelmi, va verso la porta, deviazione, resta lì la sfera e ancora una volta, per la terza volta, lo zio Mauro Maccarese San Giovannella trova il gol del pareggio con Volponi. Non riesce a resistere il Football 8 Roma Nord ancora una volta, per 3 volte è stato recuperato dallo zio Mauro Maccarese. Albanesi, Volponi, Tortosa con il mancino, si gira Eusepi, scaraventa il pallone addosso a Pezzo, poi prova a uscire Cecchini, Tortosa gli ruba il pallone, ancora Tortosa in mezzo a 2. Il direttore di gara ferma il gioco, assegna il calcio di punizione al Football 8 Roma Nord. Tortosa, pressato ancora da Marchetti. Marchetti trova adesso la sfera, se la combatte con Tortosa, lo tocca duro da dietro, si accendono gli animi e viene anche ammonito Federico Marchetti, il giocatore con maggior numero di cartellini gialli dello zio Mauro. Eusepi, ancora Eusepi, alza la testa, pallone che filtra per Vittorini, poi Tortosa prova ad arrivare sul pallone e finisce giù Cangelmi. Doppia ammonizione sia per Moretti che per Cecchini. Quattro minuti al termine più eventuale recupero. Calcio di punizione nei pressi della bandierina del corner per il Football 8 Roma Nord, che aveva trovato pochi minuti fa il gol del 3-2, si è fatto recuperare nuovamente dallo zio Mauro Maccarese San Giovannella. Adesso battuta la punizione, c'è stata una deviazione, il direttore di gara però assegna la sfera allo zio Mauro Maccarese San Giovannella, probabilmente il pallone è stato deviato da un ragazzo con la maglia rossa. Va da là con le mani più lontano che può nella corsia di sinistra, giù di testa, poi prova a saltare Cecchini, Albanesi, c'è Eusepi sulla stessa corsia, Albanesi preferisce andare al lancio lungo che passa per Vittorini, prova a girarsi Vittorini, tiene il pallone vivo, arriva Moretti da dietro e ancora Football 8 Roma Nord in vantaggio per la quarta volta, cambia il risultato, 4-3 per il Football 8 Roma Nord qui al Garbalia. Marchetti,
Se vuole vincere questa partita il Football8 Roma Nord dovrà stare più attento in fase difensiva. Ha giocato meglio questo secondo tempo di gara, ma in quelle poche occasioni ha sempre subito il gol del pareggio. Ancora Cangelmi verso lo specchio della porta, aveva trovato proprio il gol del pari dopo una deviazione sul tiro di Cangelmi, lo zio Mauro Maccarese. Adesso D'Angelo fa salire i suoi. Vittorini poi con la testa dietro da Vadalà. Cecchini. Pressato da Albanesi, si trascina il pallone fuori dal campo con la suola. Brunetti calcia lontanissimo, Pezzo con la testa, Marchetti ancora con la testa, poi alza il pallone in campanile Marchetti, alla meglio il giocatore con la maglia rossa, Albanesi direttamente verso la porta, Moretti ha commesso fallo, è stato toccato durante l'uscita Vadalà. 24esimo minuto di gara, 2 minuti al termine più eventuale recupero. Football8 Roma Nord che conduce per 4-3 sullo zio Mauro Maccarese San Giovannella. Qui al Garbaglia, lancio fuori misura questa volta di Capitan Pezzo, raccoglie ovviamente con molta calma la sfera D'Angelo. Mentre c'è il time out chiamato anche dal Football8 Roma Nord. La volete? Venticinquesimo minuto, scoccato adesso, si aspetta soltanto il recupero del direttore di gara, ci sono stati entrambi i time out chiamati dalle due panchine. D'Angelo con le mani, salta Pezzo, deve allontanare la retroguardia, lo fa però sui piedi di Tortosa che serve con la testa il numero 10, Vittorini che mette il sigillo all'incontro. 5-3, Football8 Roma Nord. Il direttore di gara assegna adesso il recupero, saranno 3 i minuti di recupero, pallone scaraventato in avanti, D'Angelo lascia correre. Tortosa mette giù il pallone, si gira, pressato da dietro, perde la sfera, Garofalo. Cecchini, ancora Garofalo. Pressato, prova ad andarsene, ancora il numero 10, ingresso in area di rigore, toccato da dietro, pallone al centro e con il tacco Moretti, tripletta personale per lui e 20° gol stagionale, 6-3 Football8. E cartellino rosso anche per il numero 7 Cecchini. Sei a 3, partita che non ha più nulla da dire. Ha dilagato nel finale il Football8 Roma Nord.
30 secondi al termine della sfida, 6-3 Football 8 Roma Nord, qui al Garbaglia. Marchetti in possesso del pallone, calcia verso lo specchio della porta, nessun problema per D'Angelo che va al rinvio con le mani. Un'occhiata all'orologio del direttore di gara, ma si rimane in zona d'attacco con Tortosa che vuole far scorrere tempo prezioso, se ne va, toccato duro sulla corsia di destra, Tortosa subisce il fallo. E sul fallo si chiude l'incontro, 6-3 vince il Football 8 Roma Nord, dilagando nel finale e ottenendo 3 punti importantissimi in chiave play-out.